Vicilissimo a quell'uomo che stava ed era in condizioni davvero gravi. Sentiamo. Lui era molto preoccupato e mi diceva: tra un mese nasce la mia Giulia, sto morendo, mi prometta che non morirò. E a quel punto io gli ho proprio fatto una promessa, gli ho promesso che ce l'avrebbe fatta e che l'avrei tirato fuori da quella situazione. La promessa del medico che per primo in Italia ha riconosciuto il coronavirus. Grazie all'intuito di questa dottoressa il paziente 1 si è salvato. Non era una semplice polmonite quella che lo stava uccidendo. La realizzazione di quello che è successo l'ho avuta poi alla fine delle 36 ore di lavoro continuo che ho effettuato insieme all'equipe. Ha realizzato e cosa ha pensato? Ho pensato che per fortuna non ci siamo fermati alla possibilità che non fosse coronavirus, ma abbiamo proseguito le indagini fino a ottenere la positività, perché di fatto da lì siamo riusciti davvero a far guadagnare del tempo preziosissimo per l'Italia, ma anche poi per tutta l'Europa. È il 20 febbraio, l'emergenza comincia da questo piccolo ospedale di provincia a Codogno, diventa l'epicentro dell'epidemia. I segni delle protezioni sul volto 2 mesi dopo quella drammatica notte, la dottoressa Malara continua a salvare vite nei reparti di rianimazione di Lodi, felice di aver mantenuto la sua promessa. E poi sono stata felicissima di sapere che era diventato papà. Questa notizia ovviamente mi ha fatto proprio molto piacere. Ciao Marisa. La storia di